Bene, iniziamo subito, buongiorno, che abbiamo i tempi molto contingentati. L'International Committee Romeo and Juliet in Friuli nasce durante la pandemia grazie all'anima che già aveva contraddistinto una precedente associazione, il dottor Albino Comelli, che da oltre 20 anni insieme ad altri ha portato avanti, ha ripreso gli studi di Cecil Clough e praticamente ha divulgato e anche scritto ovviamente la vera storia tratta da Lucina Savoniano e Luigi D'Apporto scrittore e capitano d'arte, e noi come Comitato Internazionale ci rifacciamo ovviamente a dati storici. Ecco, poi 70-80 anni dopo William Shakespeare, attraverso le traduzioni francesi e inglesi, riprese sostanzialmente il nocciolo della storia, già della novella autografa di Giulietta di Luigi D'Apporto. Ecco, queste storie comunque i qui presenti già le conoscono. Oggi invece abbiamo voluto dare un taglio sempre riguardando quel secolo, il secolo del Rinascimento, il secolo XVI, e con un titolo Amore, Guerra e Amore nel primo, Amore e Guerra nell'Europa del Cinquecento. Il dottor Comelli ci parlerà di guerra e amore nel primo Cinquecento in Friuli. La dottoressa Spolaore, il caso Shakespeare, verità e misteri. L'altra volta avevamo avuto una brevissima comunicazione perché non stava bene, oggi invece anche diversi mesi dopo ci dirà alcune misteri, novità, delle news. E Domenico Pettino, che l'altra volta a microfoni spenti ci aveva attratto con altri, lui ha seguito tutti gli scavi di Piazza Venerio eccetera, e ci racconterà anche lui delle piccole chicche. Dottor Comelli, a lei il microfono, ci illumini. Grazie professor Ugo Falcone, che è il presidente del nostro comitato Giulietta Romeo in Friuli, comitato internazionale che tutto il mondo conosce. Guarda caso, solamente a Udine in Friuli non sanno bene che cos'è. Questo ti dico, è come il marito che non sapesse che cosa fa la moglie. Pazienza, è una dimostrazione della... Si sente troppo. Ok, allora sto più vicino. Dunque oggi parlerò del prima decade del Cinquecento, quando in Friuli fu il teatro principale della guerra di Venezia contro gli alleati della Lega di Cambrai, la prima grande guerra europea durante il Rinascimento. Dunque, guerra e amore è una battaglia continua, basta entrare in una famiglia, si capisce che lì dentro c'è guerra e amore. Io spero più amore, che alla fine vinca, più della guerra, però ci sono entrambi. Dunque vi parlo da questo luogo meraviglioso di Santa Margherita, il cui nome, come mi dice Loris Crocchiati, che organizza oggi questo bellissimo incontro, in questo bellissimo colle dà il nome a Margherita di Antiochia, che era una ragazza bellissima, che era musulmana, poi diventata cristiana, e questo non gliel'hanno perdonato, oltre che essere bellissima. Alla fine si trovò con la testa mozzata e i cristiani tornati dalle crociate ne hanno portato il corpo proprio su questo colle, per dire che la storia si ripete dopo 1000 anni ancora in alcune parti, no? Per fortuna in Italia. Detto questo, oggi parlerò del fatto che l'amore e la guerra, i due opposti della vita, quello che costruisce come l'amore, che rallegra, addolcisce, rasserena, eleva, e quello della guerra, cioè della violenza, che praticamente è nell'animo umano. Ho studiato tantissimo anche sulla base di grandi studiosi come Freud, come Einstein, come Oriana Fallaci, la storia della guerra, della violenza e dell'amore. Non c'è niente da fare, nell'animo umano non si riesce a capire, esiste questo istinto di creare e di distruggere, di costruire e di abbattere, di vivere e di morire. L'amore è vita, la guerra è morte. Non si capisce perché, anche studiando la storia d'Europa, che io ho studiato in tutti i modi,
sono più le guerre che sono sulla scena che non l'amore e le cose grandi, però ci sono entrambi. Dunque siamo nel 1511, nella seconda decade del 1500. Da pochi anni l'Europa è cambiata, è nato e è lanciato grazie alle città marinare, soprattutto a Firenze, è avviato il primo Rinascimento, il secondo Rinascimento. E questo Rinascimento ha portato ricchezza, benessere, bellezza e arte in tutta l'Europa, specialmente in Italia. In questo anno però si è scatenata anche la prima, diciamo, guerra europea durante il Rinascimento, nell'epoca moderna. Da pochi anni Cristoforo Colombo, questo coraggioso uomo italiano di Genova, è partito con 3 caravelle, è arrivato nei Caraibi volendo andare nelle isole, nelle Indie, aprendo una nuova rotta che era il sogno di tutti i potentati di allora, cioè soprattutto portoghesi e spagnoli, per arrivare a mettere le mani sulle ricchezze delle isole delle spezie. È partito per andare nelle Indie e si trovò su questa isola, ringraziando Dio di trovarla, se no il giorno dopo l'avrebbero impiccato i marinai, dopo 2 mesi quasi di navigazione ignota, aperta solamente alla morte. Lui si è inginocchiato e ha pregato, offrendo alla patria sua spagnola, della grande Isabella di Castiglia, che lo aveva finanziato e creduto in questa grande impresa, che non si sa come era visionaria, perché nessuno sapeva come questa rotta dell'Atlantico avrebbe portato nelle Indie. Ha consacrato a Cristo la Madonna, San Salvador, infatti ha dato il nome da buon cristiano, poi si sa che gli spagnoli nel nome di Cristo nella Madonna ne hanno fatte di tutti i colori, però se uno va a conquistare un popolo, e sono stati qui i romani e noi abbiamo provato le orde barbariche, qui non è che hanno chiesto permesso per entrare, e per un millennio hanno messo a ferro e fuoco tutta la nostra civiltà, perciò non è che le abbiamo partite anche noi. 1511, pochi anni dopo, per situare questa data fatidica, rinascimentale, 1511, di cui parleremo con la storia di Giulietta Romeo, la vera storia d'amore, nata in Friuli. Dico, pochi anni dopo, l'Europa in pochi anni verrà attraversata da cambiamenti grandiosi, intensi, che la dividono. Ci sarà un certo Martin Lutero, un frate all'agostiniano, che dopo essere venuto a Roma e facendo gli ultimi 2 chilometri in ginocchio per onorare la cristianità e il papato, ha capito che era entrato in un clan di corruzione, quella di oggi, che pure non manca, e dico, era niente in confronto. Allora è tornato lì e ha detto: questa chiesa non mi va più bene, e ha diviso l'Europa con la sua riforma luterana nel 1517, mettendo le famose posizioni sulla chiesa di Wittenberg. Questa cosa avveniva pochi anni dopo, pochi anni, addirittura 2 anni dopo Lutero, mentre l'Europa si spaccava in 2, però il Mediterraneo non era più il luogo della civiltà dove passavano tutte le ricchezze e le civiltà e le conoscenze del mondo, ma con la conquista di Cristoforo Colombo si aprì un nuovo mondo. 2 anni dopo, nel 1519, un certo Ferdinando Magellano, addirittura con 5 caravelle stavolta, circumnaviga il globo, e da quel momento il Mediterraneo passa in secondo ordine e la prospettiva futura del mondo diventa l'oceano, prima Atlantico, poi Pacifico, grazie a Ferdinando Magellano, che muore davanti
Molucche, alle attuali Filippine, dove doveva arrivare per portare alla corona del Portogallo, lui era portoghese, a portare le ricchezze delle spezie. Detto questo, in questo ambiente che vi ho delineato per capire di che cosa si tratta, qui da noi capita una grande guerra, la prima guerra europea del Rinascimento, dell'epoca moderna, e si chiama la guerra della Lega di Cambrai. Cambrai, un piccolo cittadina nel nord della Francia, si sono riuniti i capi europei. Che cosa hanno detto? Qui, per farla breve, questa Venezia sta diventando troppo potente, infatti Venezia spaziava per il Mediterraneo e non solo, alla grande, e faceva sentire la sua potenza navale, militare, artistica, commerciale, e tutto il mondo, la Francia, l'Inghilterra, il Papato, la Spagna, erano preoccupati di una potenza troppo grande. Allora hanno deciso a Cambrai di fare guerra alla Venezia. Venezia, guarda caso, ha trovato che il teatro principale della guerra del 1500, cominciato nel 1506 e finita nel 1516, questa guerra ebbe come teatro proprio il Friuli. Guarda caso, questo bellissimo posto anche allora fu imperversato da battaglie terribili che ora furono in mano agli imperiali. Massimiliano I d'Asburgo arrivò qui con le sue truppe, conquistò il Friuli, poi fu ricacciato da grandi generali veneziani come l'Alviano, e soprattutto con un grande condottiero dalla famiglia Savorgnan, quella da cui viene Giulietta e Romeo, Lucina. E questo si chiamava Gerolamo Savorgnan, il quale batté gli imperiali in varie parti, da Marano fino nel Cadore, e quindi diciamo che quella guerra fu sanguinosissima, e alla fine però Venezia ne venne fuori abbastanza bene, non perse granché. L'Italia perse il regno di Napoli e di Sicilia, che passò alla Spagna, il Ducato di Milano che passò alla Francia, ma il Friuli, diciamo, Venezia rimase indenne, anche se furono 8 anni di grandi battaglie. Allora, perché situo questo? Per dire che in una scena guerra, in una scena di guerra, di violenze, di massacri, di violenze, dico, se nasce questo fiore. 1511, alla fine di febbraio di quell'anno, nonostante la guerra, la famiglia Savorgnan, Maria Savorgnan, soprattutto la mamma di Lucina Savorgnan del Monte, decise di fare una grande festa di carnevale, che era un'abitudine dei nobili di Savorgnan, presa ovviamente dal contatto con Venezia. I carnevali non si trascuravano, erano come le Olimpiadi in Grecia, cioè si fermava la guerra ma non le Olimpiadi, e così qui non si fermavano, si fermava la guerra ma non il carnevale. Grande festa di carnevale, in quell'occasione è nato la storia vera di Giulietta e Romeo. 1511, 26 febbraio, questa Lucina, 14enne o 15enne, come dice il mio amico qua, Gregorio Grasselli, insomma le discussioni sull'età, era bellissima. Qui 14 anni una ragazza allora entrava nel mondo della società, che voleva dire nel mondo dell'amore, nel mondo di sposarsi, in poche parole. Una volta il matrimonio contava, quando tu ti potevi sposare vuol dire che eri una donna, vuol dire che eri matura, vuol dire che eri grande. Se non avevi 14 anni previsti tu non eri nessuno, più o meno. Poi allora lei fa questa bellissima festa, lei canta, balla questa Lucina, incanta un certo cavaliere che era il capitano dei cavalleggeri veneti, in quel momento a Cividale, poi a Gradisca di Sonzo, che era di madre Savorgnan e di padre vicentino da Porto. Tutte e due famiglie nobilissime, bellissimo ragazzo che era un prediletto di Venezia,
di varie corti europee, per la sua bellezza fisica, per il suo ardimento, per la sua cultura, Luigi da Porto. Questo ragazzo vede una ragazza che è ancora meglio di lui e se ne innamora. In quella sera nasce l'amore tra Luigi da Porto e Lucina Savognà del Monte. Grande e vera storia che attraverserà i secoli, attraverso poi chi? Attraverso un certo William Shakespeare, di cui parlerà la signora Rosanna Spolaore, venendo da Conegliano e venendo da Veneto. Lei conosce e apprezzano la storia di Giulietta Romeo più di quanto la apprezziamo noi che siamo qui. Roba indegna, indicibile, non so come descrivere, per amor di patria. No, sto zitto meglio. E allora, in poche parole, quest'amore che nasce tra Lucina e Luigi da Porto viene vissuto dai due giovani amanti per alcuni mesi, fino a che poi Luigi da Porto verrà ferito gravemente in una battaglia contro i soliti imperiali e naturalmente in un momento solo, cadendo da cavallo, come descrive la nostra magnifica pittrice che non c'è più, che onoro e che saluto in questo bellissimo cielo azzurro, che si chiama Isabella De Ganis, e che merita, che è stata la prima, mi ha detto Albino, continua, ti consegno a te questo dipinto che io ho fatto per la vostra avventura, iniziativa su Giulietta Romeo in Friuli. Poi anche questa dall'alto, non so cosa pensa, ma per amor di patria stare zitto, per amor di cielo anzi. Fatto sta che questo amore va avanti, poi questo Luigi da Porto si ferisce gravemente e dà l'addio in un momento solo, dopo una ferita alla spina dorsale, ed è rimasto praticamente inabile in tutti i sensi, dà l'addio alla giovinezza, aveva 26 anni, dà l'addio alla carriera militare, perché insomma lì bisognava, come avevamo visto dagli Armige, essere efficienti. E poi dà l'addio soprattutto, piangendo probabilmente in segreto, all'amore con Lucina, sapendo che non avrebbe mai più stretta nelle sue braccia. Nonostante questo lui ha scritto poi, andando, sia pure ferito gravemente, dico, con la forza della disperazione e dell'amore, ha scritto lui la storia di Giulietta e Romeo, che era la storia sua con Lucina, però che per amore o per, diciamo, per discrezione pubblica non chiamò con i suoi nomi e con i Friuli, ma chiamò con Verona, con le famiglie dei nobili veronesi che non c'entravano, e con un periodo precedente che non c'entrava nulla. In ogni caso questa storia, la novella Giulietta, passò poi 60 anni dopo nelle mani di un certo William Shakespeare, che la signora nostra amica Rosanna Spolaore di Conegliano, di San Vendemiano, tra l'altro, vicinale che saluta ogni giorno, di un certo Luca Zaia, governatore del Veneto. Devo dire tutto, se no che... ok, se no dopo si arrabbia. E allora dico, lei parlerà di Shakespeare e dirà sì, questo Shakespeare è stato un genio grandioso, solo che non era inglese. Di dove era? Era un certo Florio di dove poteva essere in Italia. Che non devi fare. Sì, no, ma poteva essere solo siciliano, hai capito? Perché sono i siciliani che conquistano il mondo, più che gli italiani, più che i fiorentini. Sì, lo lascio dire a lei. Fatto sta che questo Shakespeare dopo 60 anni questo Shakespeare scrive il dramma e lo mette nelle scene. Cavolo, con l'arte di Shakespeare, del cosiddetto Shakespeare, sulle scene fa il giro del mondo, ed oggi Verona, e arrivo alla conclusione, Verona mica che lavorano come noi friulani a far case, muri, strade, cosa, si alzano al mattino, prendono la sigaretta se ce l'hanno e non gli manca, aprono l'arena, tra l'arena e la storia di Giulietta Romeo hanno garantito hanno 3-4 milioni di turisti, e noi qui bravi, buontemponi, però farebbe rima anche con qualche altra nazionale, no? Dico buontemponi, continuiamo a lavorare e mettendo il nostro gioiello di Giulietta Romeo nelle loro mani, e pensate che poco tempo fa la signora Pisani, una
magnifica, bravissima guida turistica di Verona, mi porta a Udine una corriera piena di veronesi. Ho detto, ma siete pazzi? Voi veronesi venite a Udine a onorare qui a Udine dove nessuno se ne fotte di questa storia, non sanno neanche che... E voi mi portate i veronesi qui, è come che se i leoni venissero a onorare, non so io, una gazzella. E sono rimasto, mi sono anche vergognato, ho cercato di non pubblicizzare la cosa perché esiste anche un minimo di ritegno e si vede che qualcuno non ha avuto. Fatto sta che questa storia è avvenuta e concludo dicendo: magnifica storia noi abbiamo d'amore, abbiamo mandato tutto il mondo, grande onore perché chi l'ha vissuto, l'amore vissuto vale più dell'amore raccontato che è quello di Verona. Io dico che tutte le cose vissute e praticate sono migliori di quelle raccontate. Purtroppo oggi con la televisione, con la stampa siamo in mano ai raccontatori, ai narratori che non hanno mai lavorato, si intende, e che dettano le nostre condizioni e che ci dicono cosa fare, cosa mangiare, perfino cosa votare, loro che non hanno mai lavorato un giorno. Parlo del grande clan di giornalismo mediatico che ci vuole, per carità, viva la stampa, però nel momento che è asservita come adesso a un pensiero unico, sinceramente non mi sta bene per niente. Detto questo, è finita questa grande storia. Il Friuli, guarda caso, 500 anni dopo essere stato teatro di guerra e di amore qua in Friuli, dico qua, torna a essere teatro di guerra, guarda caso, quando nel 1515 l'Italia entra in guerra con gli imperi austro-ungarici. E che cosa di nuovo? Di nuovo abbiamo dal Pasubio Veneto fino a Tarso abbiamo lo schieramento di guerra della prima guerra mondiale. Il Friuli che ritorna ad essere guerra, ad essere teatro di massacri, di dolori, quella che il Papa allora chiamò l'inutile strage, ma che però animò l'Italia, unì l'Italia, perché per la prima volta sul Carso si trovarono i grandi uomini come D'Annunzio, come Ungaretti, come Lotti, poeti, artisti, cioè tutti corsi a salvare l'Italia, a portare Trieste e Trento all'Italia. C'era un desiderio immenso di italianità, però pagato a carissimo prezzo, non vi do neanche i dati di questo massacro. Alla fine l'Italia conquistò quello che poi nella seconda guerra mondiale perse di nuovo. Allora la storia delle guerre e degli amori si alternano. Oggi come oggi cosa dovrei dire? Dovrei dire che guerre non ci mancano neanche ora, neanche oggi. Veramente diciamo che è un piatto che ci dobbiamo mangiare tutti i santi giorni. Pensavamo che almeno un po' di tranquillità almeno in Europa, almeno nel vicino Oriente, invece giù massacri a tutto andare, anche indegni, perché qui si passano di mezzo bambini, donne, uomini, ma non importa chi, certamente vite umane scompaiono in base a una violenza che non si sa per quale potere, soprattutto questa storia dell'Ucraina, due paesi come la grande Russia, la Santa Russia, Madre Russia, che lo è così, non è Putin la Russia, e dico che per 500 anni ha combattuto nell'arte, nella ingegneria, nella costruzione, nella fede con l'Europa, basta ricordare i suoi grandi come Ivan il Terribile, come la Caterina la Grande, ed oggi si trovano a combattere contro uno staterello inerme come l'Ucraina. Ecco, non ci manca neanche oggi. E finisco dicendo che cosa? Dov'è l'amore oggi? Dov'è l'amore oggi? Abbiamo visto che almeno nel 511, mentre imperversava la guerra d'Europa, c'era questo fiore d'amore che nasceva proprio da noi a Udine, in Friuli, e quindi ha dato illuminazione, bellezza e grandezza a un momento storico. Adesso dov'è l'amore? L'amore, io dico, è quello segreto, nascosto, tante volte, non so, diciamo, sì, trascurato, che vive nelle famiglie, di coloro che credono ancora nel padre e nella madre e lo venerano, di coloro che credono ancora nella famiglia e la venerano, la famiglia dove non esiste
un genitore, uno, due o tre o quattro, esiste il padre e la madre, e per questo nel nome del padre e della madre c'è qualcuno che ama, e finisco con queste parole in cui concentro tutta la mia forza, la mia volontà, il mio amore di salvare questa bellissima civiltà europea e italiana. Gente che crede ancora nella fede in un Dio, sì, proprio il Dio, che come diceva Kant, sopra il cielo c'è Dio, dentro di noi la coscienza. Tutto è nato e cresciuto in Europa su questa base. Senza Dio, come diceva Dostoevsky, non esiste niente, tutto è perduto, tutto è possibile, tutto il peggio si intende, dico. E quindi diciamo nel nome di Dio che io adesso innomino, non so neanch'io se esiste, dov'è, perché, però lo sento che è andato un momento, sopra di noi c'è qualcosa e qualcuno che ci garantisce un futuro e una fine che non sia di quella di finire tra i vermi sottoterra. E questa è la grande forza della cristianità, questa, e non vogliamo barattare con nessuno, perché amiamo tutti i popoli, a tutti diamo una mano volentieri, come abbiamo fatto. Mentre io parlo ci sono 100.000 missionari che si fanno un mazzo così e danno anche la vita, come i miei amici Marchiol, tutti e due ammazzati in Africa, dico per il mondo, però non al punto da rendere un mondo così globale da essere tutti uguali, tutti niente, tutti tutto e tutti niente. Siamo una grande storia, una grande bellezza, abbiamo fatto un sacco di errori, però siamo qui a credere ancora nell'amore di chi ci guida. Come disse Dante, finisco con Dante che concludeva il primo umanesimo con queste parole: l'amor che muove il sole e le altre stelle. Sopra di noi c'è un amore più grande, e anche nel nostro cuore, che muove i nostri sentimenti e le nostre azioni. Grazie a voi tutti. Grazie dottor Comelli, grazie anche perché parlare di amore e guerra ci riconduce alle drammatiche situazioni che viviamo sia nel mar Mediterraneo sia a pochi centinaia di chilometri in linea d'aria in quella che era un tempo l'Europa orientale. E soprattutto anche perché ieri all'inaugurazione abbiamo sottolineato come sacro e profano qui a Santa Margherita del Gruagno, appunto dai tempi di Ottone II sino a una delle più antiche pievi del Friuli, si siano incrociati le radici pagane d'Europa ma anche ovviamente le radici cristiane d'Europa, e quindi credo che ancora oggi si possano valorizzare entrambe queste radici. William Shakespeare, di William Shakespeare ci parlerà la dottoressa Rosanna Spolaore. Ecco, ci mancano le campane che ci stanno ricordando il valore, le radici cristiane, no? Ecco. Dopo, a conclusione, ci sono il libro sia dedicato alla sorella di Lucina Savorgnana, Giulia Savorgnana, una friulana al servizio di Venere del nostro segretario dottor Gregorio Grasselli, e anche una bellissima monografia di storia di un'industria veneta molto importante, veneta, le acciaierie venete, elettriche, c'era una volta un gigante d'acciaio, appunto, di Rosanna Spolaora. A chi acquista questi libri ci sarà anche in regalo raccolte di poesie stupende, molto belle, di Albino Comelli, Il canto delle sette stelle, da Narciso a Narcisismo e da Uomo e Donna. Ecco, quindi mi raccomando, aiutate la nostra associazione. Vado avanti perché abbiamo le tempistiche, perché dopo ci attende anche il pranzo, e il pranzo non attende senz'altro noi. Rosanna Spolaora ha viaggiato in giro per il mondo, dall'Australia agli scavi archeologici organizzati all'Università di Udine, come traduttrice, come interprete, e collabora anche attualmente con uno dei quotidiani più importanti del Veneto, Il Piave, dove tra l'altro ad agosto di quest'anno, in occasione dei 50 anni del Piave, ha scritto un bellissimo articolo su padri e figli, riprendendo anche le dinamiche occorse in questi ultimi
ultimi anni della famiglia Agnelli. Tra l'altro sul Piave, mi fa molto piacere che la dottoressa scriva lì, è uno dei pochi giornali che negli ultimi anni di vita del grande scrittore friulano Carlo Scorron, quando nessuno lo calcolava in Friuli, Scorron scriveva e trovava spazio sulle pagine del Piave. Ecco, io farei un applauso a Scorron, a Rosanna Spolaore come introduzione e lascio la parola a lei che ci svelerà alcune belle novità, news. Grazie per l'invito, aspettiamo un attimo lo scampanino. Qui c'è un libro con il quale io volevo cominciare il mio discorso, perché è il libro che io comprai quando ero studentessa di lingua inglese all'università, era il 1975, questo è il libro di allora. E queste sono tutte le opere di Shakespeare. Quindi quando io cominciai a studiare Shakespeare, la prima cosa che feci, andai a Londra e subito andai a Stratford-on-Avon a vedere dove era nato Shakespeare. E quando arrivai rimasi un po' delusa perché sembrava quasi una cosa artefatta, non come quando si va a Miramare a vedere il castello, lì si vede la presenza di chi ci ha abitato, mentre quando io andai a Stratford-on-Avon non provai niente e c'era solamente una cosa tipo Walt Disney, mi sembrava, ecco. Per cui quando rientrai in Italia cominciai a indagare su chi era Shakespeare veramente, no? Quindi era una curiosità che è nata così. Poi lessi che Eugenio Montale, il nostro Eugenio Montale, premio Nobel della letteratura, quindi mi rifaccio anche a personaggi noti, aveva detto dietro Shakespeare c'è una cooperativa, quindi io rimasi ancora più incuriosita e mi rifaccio un po' alla storia di cui parlava il dottor Comelli. Nel 1500 il primo ambasciatore della Repubblica Veneta a Londra si chiamava Marcantonio Barbaro, quello che fece costruire la prima villa al Palladio che si trova vicino ad Asolo ed è Villa Maser, non so se conoscete. E lui praticamente cosa fece? Portò a Londra come si governa uno Stato, in una Londra dove allora c'era Elisabetta I che amava l'Italia e si era circondata, anche aveva imparato l'italiano, pure la regina Elisabetta I, si era circondata di italiani da cui imparavano di tutto, perché l'Inghilterra di allora era ancora non l'impero che venne poi. E Marcantonio Barbaro non era l'unico italiano lì che insegnò come si governa agli inglesi, a Elisabetta I, e anche portò i servizi segreti, che erano una cosa molto veneziana che loro non conoscevano, ma che poi utilizzarono molto bene, poi ve lo dirò. E chi c'era ancora a Londra? C'era Giordano Bruno, quello che fu messo al rogo poi, c'era Giovanni Florio e Michelangelo Florio, suo padre, che venivano dalla Toscana, non dalla Sicilia ma dalla Toscana. La Sicilia era importante perché ci fu un personaggio che voleva indagare su Shakespeare e si impegnò fortemente. Ma cosa successe? Perché parliamo dell'Ottocento, i primi del Novecento. Nel 1927 Mussolini invita Churchill a Roma e Churchill gli dice: chiudi quell'accademia che studia Shakespeare. E io mi domandai: ma come Mussolini obbedisce a Churchill su una cosa così importante? Quindi da ragazza studente io mi ero meravigliata, no? E 5 anni fa è uscito un libro che mi ha spiegato questo mistero. Il libro si chiama Nero di Londra, di un certo professor Fasanelli, il quale andò a Londra e andò a tradurre i documenti desecretati della Marina militare inglese, dei servizi segreti inglesi. E se voi comprate il libro c'è scritto lì, non è che lo dico io, lo dice
scritto a caratteri di stampa che nel 1916 i servizi segreti inglesi della Marina Militare si stabilirono a Roma e da lì cominciarono a praticamente gestire la politica italiana e anche la comunicazione, cioè le news, cioè per indirizzare le persone dove volevano loro. E difatti io quando ho letto questo ho detto, ma ho letto altre cose che mi hanno ancora di più strabiliato, cioè che i servizi segreti inglesi hanno fatto salire al potere Mussolini. Mussolini era pagato da Churchill, quindi io rimasi di stucco, eppure è scritto, se voi prendete questo libro, questi sono documenti che sono stati desecretati 5 anni fa. Nessuno ne parla, ma nessuno parla neanche di Shakespeare e neanche dell'amore tanto, ma tornando alle curiosità, allora, io non sono nessuno, ma c'erano molti personaggi che dubitavano di chi fosse veramente Shakespeare, addirittura ultimamente c'è chi parla anche di una donna, perché poi gli accademici inglesi sono molto rigidi in questo. Difatti quando io dissi all'esame di terzo di inglese che feci all'epoca, sollevai la questione, il professore inglese mi prese il libretto e me lo tirò dietro perché ha detto tu devi rifare l'esame, perché se dici che Shakespeare... Io l'ho scansato, ho rifatto l'esame poi, comunque mi sono laureata eccetera. Comunque altri personaggi erano incerti sulla vera identità di Shakespeare. Charlie Chaplin, che era un attore, anche lui dubitava, Hemingway, James Joyce, cioè nomi importanti, Eugenio Montale, cioè qui c'è una lista di dissidenti che però chiaramente se tu dicevi qualcosa del genere a livello, per esempio, non so, l'Enciclopedia Britannica all'inizio del Novecento aveva pubblicato questi dubbi. Cosa è successo? Poco dopo fu cancellato tutto, non fu più rimesso il dubbio sull'Enciclopedia Britannica. E questi sono dati certi che si possono verificare. Esatto. Ma poi basta capire, per esempio, i dubbi che venivano, la faccia di Shakespeare. Allora, sul First Folio, che è l'opera, diciamo, che è stata pubblicata dopo la morte di quello che dicono gli inglesi, cioè nel 1616 dovrebbe essere morto Shakespeare, invece il libro è uscito nel 1623, curato da, si presume, qualche collaboratore di questo Shakespeare. Però se andiamo a vedere, allora, loro dicono che è nato il 23 aprile del 1563 ed è morto anche il 23 aprile. Già questa coincidenza dice, ma sembra una cosa costruita. Poi vai a vedere la faccia di questo Shakespeare che c'è davanti al First Folio, è successo che un sarto inglese ha detto, ma come? Gli hanno fatto un vestito che ha la parte dietro di qua, la parte davanti solo di qua, e già non combacia il colletto di qua, cioè un sarto, non un lettera, un sarto. Ma se andiamo a guardare il linguaggio, andiamo a vedere le opere, The Tempest, poi tutti i titoli, diciamo, che riguardano l'Italia, guarda, bellissima musica, questi titoli già dicono come faceva un contadino che non si è mai mosso da un paesino di campagna inglese a conoscere così dettagliatamente questi paesi prima. Allora loro dicono, ah sì, ma venivano le navi da Venezia, nel Tamigi, e portavano le notizie, eccetera. Parliamo di un periodo dove c'era la peste, le guerre di religione. Allora, Michelangelo Florio era approdato a Londra col figlio che era nato a Londra, in effetti John Florio è nato a Londra, però poi sono scappati in Svizzera. Infatti sono rimasti via 18 anni prima di ritornare in Inghilterra per la questione delle guerre di religione e di tutto quello che succedeva in quel periodo in Europa. E quindi quando
tornò, per esempio nel linguaggio di Shakespeare troviamo parole che gli inglesi non avevano. Il linguaggio inglese dell'epoca era molto povero. Cosa fece John Florio, che aveva studiato all'Università di Tubinga, tra l'altro, quindi sapeva tedesco, francese, italiano, eccetera. È anche l'autore del primo dizionario italiano-inglese della storia, che si chiamava The World of Words. Lui ha inserito 75.000 vocaboli nuovi nella lingua inglese con la prima edizione, con la seconda edizione ne ha aggiunti altri 105.000 e questi sono documenti. Mentre quello di Stratford-on-Avon non sapeva manco firmare, ci sono 6 firme di Shakespeare, sono tutte una diversa dall'altra, non si sa chi le ha scritte, c'è un testamento che l'ha scritto il notaio di Stratford-on-Avon, non quello che dicono loro, e ha lasciato alla moglie il letto, mentre John Florio ha lasciato 3.500 volumi, il primo dizionario italiano-inglese, un sacco di volumi che sono stati dati alla sua amica Mary Sidney, contessa di Pembroke, dove c'è questa villa bellissima fuori Londra con una libreria fantastica dove nessuno ha avuto accesso in 400 anni. Nessuno vuole pubblicizzare John Florio, che ha lasciato non solo la tomba di Shakespeare a Stratford-on-Avon. Cosa c'è scritto sulla tomba? Guai chi sposta qua, guai chi muove, se no è maledetto, maledizioni. C'ho anche la scritta, magari ve la leggo dopo, di queste maledizioni. Allora nessuno ha osato spostare la pietra tombale, però nel 2016 una società ha preso un geyser, uno strumento fantastico, è andato sopra la tomba di Shakespeare, quella di Stratford-on-Avon, e hanno scoperto che manca il cranio, intanto per cominciare. Quindi c'è un altro mistero che riguarda Shakespeare. Poi, cosa volevo dire? Ah, volevi guardare la frase? Ti volevo aiutare. Grazie, va bene. Comunque la tomba, la data di nascita che corrisponde alla data di morte. Poi sapete che tutte le famiglie nobili dell'Inghilterra mandavano i figli a Padova. Io sono nata a Padova, sono un po' di parte, ma comunque vivo a Conegliano. Mandavano i loro figli per imparare le belle maniere a Venezia e a Padova, all'Università di Padova. Perché? La sorella di Lucina Savognana studia a Padova. Esatto, quindi poi ti legge la storia della sorella lì di Lucina, è molto interessante. Cosa succede? Che mandavano gli studenti a Padova e c'era un settore dove questi studenti si fermavano e si portavano i loro libri. Difatti Padova, l'Università di Padova, è l'unica con Londra, Parigi e Bonn che hanno il first folio originale, cioè l'opera originale che era stata pubblicata in Inghilterra nel 1623. Avere un testo di quel genere, siamo sul €1.000.000 se uno lo vuole comprare, perché ne erano state fatte 720 copie all'epoca, però non si trova più se non in case private inglesi di qualche lord, oppure l'Università di Padova. E come l'ha ottenuto l'Università di Padova? È stato un caso fortunato, perché uno di questi studenti che aveva lasciato i libri, loro quando tornavano in Inghilterra lasciavano i libri nel quartiere dove c'erano gli inglesi all'Università di Padova, vicino alla chiesa di Santa Giustina. Cosa facevano i frati? Li portavano nella loro chiesa. Dopo un po' di anni, circa una decina di anni fa, pensarono di dare questi libri alla biblioteca dell'Università di Padova e scoprirono che c'era un first folio originale, e quindi immaginate, ne parlarono i giornali. Voi avete sentito dire niente? Non parlano mai di queste cose meravigliose, è sorprendente. E poi, per tornare al discorso di Verona, a Verona nel 1930 un assessore della città di Verona, è uscito questo articolo 2 anni fa di Alessandro Marzomagno sul Corriere della Sera e sul Gazzettino, praticamente prese dei pezzi di un palazzo vecchio
rotto e costruì e disse: questo è il palazzo di Giulietta. Ma perché? Perché Luigi da Porto, che era innamorato di Lucina di Savognan, non voleva creare imbarazzo alla sua amata, e quindi invece di parlare di Udine fu lui che disse, l'ambientò a Verona per rispetto della sua amata, e non scrisse questo in senso spregiativo, tutt'altro, lo scrisse proprio per rispetto verso la sua amata, che finì per sposare un'altra persona sempre per difendere i confini della Repubblica Veneta contro l'imperatore del nord, no? Quindi cosa posso dire? Nella tomba, allora vi ho detto che manca il cranio, quindi è un altro mistero, e poi dentro la chiesa di Westminster c'è una statua insieme, si chiama Poets Corner, cioè l'angolo dei poeti, dove c'è sepolto Hemingway, e c'è anche una statua di Shakespeare. Però anche questo dice, ma insomma manca la testa, adesso sappiamo che non si può aprire perché c'è una maledizione, che la biblioteca della contessa di Pembroke non è entrato nessuno gli è permesso di entrare, sappiamo che Churchill ha detto no, non dovete studiare Shakespeare, e gli accademici dicono guai se dite qualcosa di contrario. Difatti ultimamente sul Daily Telegraph c'era scritto che c'era un'accusa a una biblioteca inglese perché aveva ospitato una conferenza dove si diceva che forse era una donna, questa qui, cioè Mary Sidney, ok? E quindi ci fu un articolo che contrastava queste cose. Ma se noi andiamo, per esempio c'è una poesia, no? I sonetti di Shakespeare, sono 150 sonetti, uno più bello dell'altro. Allora dicono, ma Shakespeare era omosessuale. Ma se andiamo a leggere, per esempio, if the dull substance of my flesh were thought, cioè se io avessi, il mio corpo fosse pensiero, non sarei qua, sarei dove sei tu, amore mio. Secondo me questa è una donna che la scrive, l'uomo, insomma, Romeo si arrampicava perfino sul balcone, non è che non si muoveva, invece una donna era costretta a non muoversi, e quindi se il mio corpo fosse pensiero, bellissimo scritto, sonetto numero 44 per chi lo vuole andare a vedere. E quindi può darsi che, come diceva Montale, Shakespeare sia una cooperativa di persone. Poi c'erano gli invidiosi, quindi c'è un documento che riguarda anche le invidie verso John Florio, quindi Giovanni Florio, di cui il professor Lamberto Tassinari ha scritto questo libro in francese perché lo insegna a Toronto, l'università canadese. E ultimamente, no, volevo dire un'altra cosa, ma mi sfugge in questo momento, riguardo le curiosità. Chiedere a Rosanna un istante, ma cos'era così importante nell'associazione messinese su William Shakespeare perché due capi di Stato, quello fascista e quello inglese, si dovessero accordare? Che cosa c'era sotto? Il nome Shakespeare, allora torniamo alla parola Shakespeare, cosa vuol dire? Se io lo traduco, quel signore dell'Accademia che è stata chiusa diceva crolla Lanza, che è un cognome siciliano. Crolla Lanza è la traduzione di Shakespeare, che vuol dire scuotilaggio. Diciamo che la Mary Sidney diceva scuoti scena, no? Quindi scuoteva qualcosa, ed era un nome, diciamo, inventato per attirare le persone al teatro, probabilmente. Ma nel caso dell'Accademia lui aveva detto, Santi Paladino anche aveva detto, c'era la famiglia Crollalanza e secondo lui veniva da lì, da Shakespeare. Ma Shakespeare, come ha detto Montale, è una cooperativa, è un gruppo di persone, non è solo uno. E poi, come avete visto, la storia di Romeo e Giulietta, c'è questo passaggio da Luigi da Porto, più di 40 anni prima di Shakespeare, è passato per le mani di Bembo, il cardinale
in albergo, che era amico di una savognana anche lui, che poi fu tradotto in francese, come ha detto il nostro Vittorio Grasselli, poi fu tradotto in inglese e approdò a Londra. Quindi ci sono tanti episodi che mettono in dubbio quello che dicono gli accademici inglesi. L'ultima novità è che è uscito un libro, è stato scoperto un libro del 1500 di un signore, che adesso vi dico anche il nome, che era un biologo dell'epoca, e qui abbiamo Mary Sidney, ma comunque lui, praticamente c'è un ritratto di Shakespeare, secondo questo documento del 1500. Il quadro o il disegno che rappresenta in questo libro assomiglia a John Florio, non certo a quello che hanno fatto gli inglesi o che hanno propagandato gli inglesi. Addirittura hanno studiato l'orecchio di questo dipinto, corrisponde esattamente al ritratto di John Florio, il frontespizio del libro che lui ha scritto, Primi frutti e secondi frutti, dove aggiunge le parole al dizionario, primo dizionario italiano-inglese della storia. Ecco, se avete domande sono a disposizione. Grazie dottoressa Rossana Spolaora, era difficile riassumere tanti flashback, misteri e collegamenti, anche perché non è facile parlare con i suoni sotto, ecco, io mi ero prima premurato di farli spostare, se però da qui mi si spostano qua, sì, non è che ci vuole la laurea, il dottorato di ricerca, no? Ecco, è certo di fare, ecco, comunque ringrazio la dottoressa, poi secondo me gli stimoli, no, che ci ha dato, e mi rivolgo agli amici qui presenti, e magari tra qualche mese possiamo far tornare la dottoressa a Udine, nella capitale del Friuli, e dedicare in un luogo più consono questo, perché poi so che ha anche delle diapositive, delle didascalie, e quindi dove possiamo affrontare. Qui abbiamo dato degli incipit. Concludiamo anche qui col tempo contingentato con Domenico Pittino, perché l'altra volta che lui è stato era tra il pubblico e adesso è diventato anche nostro consocio, e lo ringraziamo, ha seguito a suo tempo, quando era funzionario dipendente del comune di Udine, Vieni Domenico, ha seguito tutti gli scavi di quelli che sono di Piazzale Venerio, Piazza Venerio, dove ancora oggi potete vedere sotto c'è il parcheggio che adesso verrà chiuso per mesi, chissà cosa succederà, che rivoluzione, che scoppierà un'altra zombia grassa, insomma vedremo, dai. Io sarò il capomanipolo, insieme ad Albino Comelli faremo la rivoluzione come quella volta, dai, faremo la ciclabile, ecco, e lì c'era Palazzo Savognan, che poi fu poi distrutto su ordine del Doge, perché ovviamente Antonio Savognan aveva tradito la Repubblica di Venezia ed era stato poi assassinato sul sagrato della chiesa di Villach in Austria. Ecco, Domenico Pittino vicino ha fatto tutta una serie di fotografie, eccetera, anche lui più avanti magari faremo al chiuso, dove potremo far vedere le splendide fotografie che tu hai realizzato durante la campagna di scavo. Oggi di ciò non c'è rimasto più nulla, però anche lui ci porterà delle chicche. Prego Domenico. Grazie. Prima di tutto io voglio ringraziare il professor Comelli, perché ha dato vita a una storia bellissima che riguarda il Friuli e Udine in particolare, che se non c'era lui con le sue conoscenze del professore Cecil Clough eccetera, questa storia non sarebbe mai probabilmente venuta alla luce così ampiamente. Posso dire che adesso un po' alla volta, io ho insomma anche gli amici che ho eccetera, questa storia comincia a essere conosciuta e sono tutti curiosi da dire: ma come, la storia di Giulietta e Romeo è avvenuta a Udine? Eh sì, è avvenuta a Udine proprio. E io ecco, casualmente sono un testimone involontario, perché come ha detto il professor Falcone,
io penso di essere uno degli ultimi che ha calpestato il pavimento del Palazzo Savorgnan, dove si dice che Lucina abbia vissuto. E quello che mi ha colpito, devo dire che questa storia poi mi ha preso, no? Io l'ho approfondita, l'ho anche studiata e ho anche fatto delle scoperte interessanti che poi vi dirò, perché il titolo dell'argomento che dovevo parlare è La Giulietta ritrovata. Perché la Giulietta ritrovata? Prima di tutto perché è stato ritrovato veramente il Palazzo di Savorgnan. Io l'ho visto, l'ho calpestato e devo dire che io ero appena stato assunto a Udine all'ufficio tecnico, in quel periodo ero stato assunto nell'87. Subito dopo Udine venne scelta come una delle sedi dei gironi del mondiale di calcio del 1990. Chiedemmo quella volta, io ero il segretario della commissione, ero il primo, l'ingegnere capo era l'ingegnere Cisilino, che è ancora vivo, e io facevo il segretario della commissione e verbalizzavo tutte le discussioni che venivano fatte, no? E quindi chiedemmo un sacco di soldi, perché si usa sempre così, chiediamo tanto e poi ci daranno metà forse, no? E invece ci hanno dato tutto quello che abbiamo chiesto e siamo stati anche un po', come dire, imbarazzati, perché come si faceva a fare tutti questi lavori, no? Ricordiamo i 3 parcheggi, sono i 3 parcheggi, Piazza Venerio, via Magrini e via Andreuzzi, 40 miliardi di lire del 1987, sono lavori che ho seguito io assieme ad altri colleghi e abbiamo dovuto farli in tempi brevi perché dovevano essere finiti per il 90, no? Sì, e sono stati fatti, quindi questa è la luce di chi dice che dopo le opere non vanno avanti. Comunque è andata bene. No, niente, perché soprattutto non è andato in galera. Sì. Anche se siamo stati indagati, perché dopo 4 anni dopo siamo stati tutti indagati per vedere se c'erano delle turbative d'asta, eccetera, ma non hanno trovato niente. Comunque torniamo a noi. Allora, quando iniziarono gli scavi, insomma, sia in via Andreuzzi che in via Magrini trovammo delle cose interessanti che non si parla mai. In via Magrini trovammo i resti delle mura della città di Udine, mentre in via Andreuzzi, che è tra via Grazzano e via lì, trovammo un percorso sotterraneo che era ogivale, alto 3 metri, a ogiva. No? Chi l'ha visto, purtroppo non l'ho fotografato perché non c'è stato. Chi l'ha visto probabilmente era un passaggio che passava sotto le mura della città o per scappare o per attaccare i nemici da dietro. Purtroppo i lavori furono veloci, quindi ci fu poco tempo per queste memorie, no? Invece in Piazza Venerio trovammo la cosa più consistente, subito all'inizio proprio lo trovammo, perché era circa a 2 metri di profondità, venne alla luce delle grandi fondamenta, no? Delle fondamenta anche importanti, si vedeva che erano grosse, no? Che erano grosse, e quindi chiamammo la sovrintendenza. Arrivò la sovrintendenza, fecero le loro analisi, dissero non è romana, non è longobarda, non ci interessa, potete demolire. No, questo ero presente e quindi partirono con gli scavi. Io però devo dire che la sovrintendenza fece delle foto, no? Che però la pratica non si trova più, probabilmente è nascosta, non è nascosta, è stata negli archivi della sovrintendenza, forse non era stata considerata importante, non si trova comunque. Però avevano fatto le foto a piano terra, quindi non si vede l'ampiezza della struttura. Io invece ero più curioso, sono andato in cima al palazzo, che insomma Piazza Venerio circonda da palazzi, su un palazzo c'era l'appartamento del segretario comunale, e ho chiesto al segretario posso andare su a farsi, venga pure Pettino. Sono andato su, ho fatto le foto che poi ho imprestato che sono le uniche foto esistenti del palazzo visto dall'alto, è come una veduta aerea, no? Con gli scavi aperti si vedono le pachere, insomma gli operai, eccetera. Ne ho più di una, no? Ne ho data una che è esposta come si dice, nell'uscita del Torino dell'ascensore di Piazza Venerio. Il sindaco precedente, Fontanini, ha fatto dei pannelli in alluminio e ho imprestato la foto dove sono citato, ed è l'unica foto
che mi risulta nota dall'alto del palazzo, ma ne ho altre comunque, che se volete un giorno facciamo un incontro, le proiettiamo, ve lo... In più trovammo tante posate, piatti, eccetera, ceramiche, che vengono composte dai colleghi dei musei di Udine, no? Vennero fuori 400, sono circa 400 piatti. Allora, sono in magazzino. No, io ho detto, sarebbe come dire, la collezione di vasellame rinascimentale più grande che esista, perché di vasellame romano ce n'è, greco ce n'è, ma rinascimentale sembra che sia molto raro. Di quel periodo sono lì, sono state trovate nel palazzo e probabilmente era il servizio del palazzo dei Savognani, no? Ce ne sono 400 e sono adesso in deposito in un capannone a Udine Sud, che però bisognerebbe trovare una soluzione per poter esporli sempre, avere un edificio dove poterli esporre. Quindi queste sono informazioni che penso siano utili, che anche tutti debbano sapere, insomma, no? Quindi dopo demolimmo il palazzo, no? L'interessante fu che verso la chiesa di San Francesco, perché chi conosce Udine, Piazza Venerio, confina con la piazza di San Francesco, il parcheggio interrato. A un certo punto ci trovammo una centinaia di scheletri, no? Chiamammo l'USL, che fecero le analisi, trovavamo anche delle monete che facevano risalire i morti al 1600, ed era una fossa comune di malati di peste, perché chiamammo i medici che fecero l'analisi, erano dei morti di peste e sepolti attorno a fianco della chiesa, come era consuetudine. Una parte con lo scavo poi li abbiamo portati, sono stati inceneriti, e invece ce ne sono ancora tanti nella parte rimanente, sono ancora lì sotto, così come informazione, perché sotto c'è tanta roba sotto, soprattutto il Friuli, perché i Friuli sono passati tutti, no? E quindi c'è queste situazioni qui. Poi, dopodiché, la cosa che mi ha sempre incuriosito è a Verona, da quello che si sa, la visita alla tomba di casa di Giulietta, mi pare che ci sono 300.000 l'anno, a noi, forse anche più, fuori al balcone, forse anche più, quindi se venissero al finto balcone. E dopo che ci siamo incontrati, io ho fatto ulteriori ricerche, perché ho lavorato all'ufficio tecnico, conosco un sacco di impresari, gente insomma che ha avuto a che fare con lavori nella città di Udine. E ho trovato una persona, perché il palazzo di Savonia non tutto è stato demolito, alcuni resti sono restati sulla via dove adesso c'è il condominio, dove c'è la galleria San Francesco, no? Che è nuovo. Lì c'era un vecchio palazzo che è stato distrutto durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. I portoni d'accesso, che erano monumentali eccetera, sono in un giardino a Pozzuolo del Friuli. No? Così, giusto perché è come un pazzo la storia, no? Magari se recuperiamo tutta sta roba forse riusciamo a fare qualcosa di interessante, no? E dopo è meglio non... No? Dopodiché, poiché a me piace anche la storia, ho fatto delle ricerche d'archivio e qualcuno dice che la tomba, perché è bello sarebbe trovare la tomba di Lucina, no? E anche per dire, ma poi questi Savognani, quanti erano, no? Perché sembra castelli dappertutto, eccetera. Allora abbiamo visto, cioè questo l'ho visto nelle ricerche, e allora nel 1500 c'erano le casate savognane, la divisa fondamentalmente in due parti, i Savognani del Monte e i Savognani del Torre. I del Monte derivavano dal forte di Osopo, no? Di cui erano stati difensori, mentre del Torre erano quelli di Zompita che avevano il controllo della presa dell'acquedotto e della roggia di Udine, per cui sono diventati ricchissimi. Il controllo dell'acqua è sempre, si vede anche adesso, l'acqua è sempre importante, acqua e petrolio, no? Quindi dopo ho letto che il capo Girolamo
era quello del Tore e Antonio era quello del monte. Sì, del monte era Girolamo e Antonio era quello del Tore. E Girolamo aveva avuto 20 figli, ecco perché 24 da 4 mogli diverse, da 4 mogli 24 figli, quindi è chiaro che a ognuno doveva dare una proprietà. Il Friuli si è riempito dei castelli delle proprietà dei Savognani, no? Quindi dopo si sono estinti, e l'archivio anche importante trovarlo. Io ho raccolto su eBay, perché queste le ho trovate su eBay. Ho una lettera di un Savognan del Monte del 1936 che scrive a un comune del Veneto perché ha saputo che una parte dell'archivio dei Savognan, trafugato dagli austro-ungarici dopo la ritirata di Caporetto, è finito in una zona del Veneto, no? E chiedeva se avevano ancora roba. Quindi, perché è difficile ricostruire? Perché gli archivi sono stati tutti distrutti fondamentalmente durante l'invasione di Caporetto. Noi in comune abbiamo una foto che conservano i musei, dove si vedono i soldati austriaci che prendono i faldoni dell'archivio e lo buttano sul camino per accendere, per far fuoco, no? Quindi gli archivi sono stati purtroppo in quell'anno lì bruciati, buttati, eccetera. Ecco, e sempre su eBay ho trovato una foto di Tino da Udine. È interessante perché c'era anche allegato un articolo. Non sono riuscito a prendere la foto perché l'ha preso un altro, no? Però sono riuscito a fare la fotocopia, anche la fotocopia dell'articolo. Insomma, è una cosa interessante perché parla del ritrovamento delle tombe dei Savognani. Io ho letto nei pannelli che sono esposti lì, bellissimi, che sono esposti dentro, che si presume che le tombe di Savognan siano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, no? Io invece in questa foto che ho trovato, pensate un po', anche ragionate, no? Il palazzo di Savognan era in piazza Venerio, no? I Savognan erano la famiglia più potente che c'era in Friuli. È più facile che fossero stati sepolti nel Duomo, che è anche a 2 passi, no? Ebbene, io ho trovato, ho la copia che vi potrò far vedere con l'articolo, è del 1955, sono stati fatti dei lavori di consolidamento del campanile del Duomo di Udine. A 3 metri di profondità hanno trovato le tombe che l'articolo dice sono della famiglia dei Savognani. E in più è stata trovata anche una cripta segreta, poi è stata ricoperta. Io ho chiesto lì al parroco lì del Duomo se hanno queste note, loro dicono no, non sappiamo niente, eccetera. No. Comunque io ho l'articolo del giornale, che probabilmente è il Messaggero, non c'è scritto, e la foto degli scavi sotto il campanile del Duomo con il ritrovamento delle tombe dei Savognan e di una cripta segreta dell'antica chiesa gotica che è stata demolita e parzialmente ricomposta nell'attuale Duomo di Udine. Ecco, potrebbe essere lì, sì, la Lucina, quindi bisognerebbe verificare. Comunque questa è una notizia così che ho scoperto recentemente e dopo vi darò anche la documentazione un po' alla volta, sì. Ecco, tutto qua. Ecco, grazie un po' alla volta, se no lo vanno a trovare di notte. Lo vanno a trovare. Domenico, ti ringrazio per anche il modo molto divulgativo che hai usato e ti ringraziamo, perché non è facile, come è successo anche con gli altri che hanno preceduto Domenico, divulgare notizie storiche con taglio divulgativo e soprattutto in un ambiente così aperto. Pertanto noi vi ringraziamo, vi ricordo che c'è il libro Una friulana al servizio di Venere di Gregorio Grasselli, e questo libro C'era una volta un gigante d'acciaio, e i libri in omaggio di Albino Comelli, e poi un opuscolo a €1 sulla la traduzione in italiano di Giulietta Romeo di Luigi da Porto. Grazie a tutti quanti voi, e nel pomeriggio alle 16:30 avremo il salotto medievale con l'architetto Roberto Pirzio Biroli di Brazzaco, il quale ci racconteranno poi l'amicizia del papà con Cecil Clough e poi di tanti altri misteri qua di Santa Margherita del Guadagno, perché lui veniva qui da piccolo, appunto c'è la cripta, e sappiamo che se andiamo a scavare qua sotto, caro Domenico Pittino, chissà cosa scopriremo
qua sotto a Santa Margherita del Croagno.